Buongiorno e bentrovati con l'edicola della provincia di Venezia del 3 aprile. Vediamo di partire con i titoli della nuova di Venezia e Mestre. Marco Polo al via il dibattito pubblico. Parola ai cittadini: per la prima volta il percorso di 4 assemblee è obbligatorio per legge. Il coordinatore, ecco come potrà essere data voce a tutti. Mentre vediamo il Doge finlandese, Venezia è come Helsinki, questo giocatore favoloso che fa sognare i tifosi. Eraclea, parola alla difesa: non è Casal di Principe il processo dei casalesi, si sente male, si accascia, rapinato da un passante, cose da pazzi, ormai la gente è veramente impazzita. Il moto ondoso da record è il Far West in Laguna, anche qui, e Sandonà, scontro tra Cereser, sindaco uscente, e il candidato teso. Andiamo a vedere che cosa dice adesso il Gazzettino. Sulla prima pagina: meno tasse sulle tredicesime, il piano del vice ministro all'economia Leo, imposta fissa su premi e mensilità aggiuntive, e il taglio dei contributi esteso da 5 a 6 mesi, scatterà a luglio e arriverà fino a dicembre. Dal reddito di cittadinanza alla pensione, ecco che cosa cambia. È il Veneto che vota contro la carne sintetica, ma la sinistra si divide. Mascherine, obbligo ancora per un mese. Vincono la corsa dei camerieri, non temiamo i robot. Questa notizia che arriva da Treviso, ma è sul Gazzettino. Gazzettino, sapete che è la prima pagina, dà spazio un po' a tutto il Veneto, così come fa anche il Corriere del Veneto, e vedrete che contrordine, obbligo di mascherine fino a giugno negli ospedali. Arriva anche qui la notizia, anche se il titolo è per salari aumenti per 1 su 3 con tratti a termine. In Veneto sono 258.000, Barone qui nessun uso eccessivo. Bene il cuneo fiscale, ma è solo l'inizio, serve una manovra strutturale, il titolo che riporta anche di carattere nazionale. Mister Viola e il tattoo d'amore, il digiuno, l'ho iniziato io nella fotonotizia, l'intervista al marito dell'immunologa. E a Venezia il primo vigile italo-cinese, quindi sta cambiando anche volto e anche faccia la città. Per chiudere anche Venezia con Notizie Plus, vediamo assessore alle politiche del lavoro della regione: addio al reddito di cittadinanza, Donazan, incentivata la cultura del lavoro. Alcol oltre i limiti, strage di patenti nel Trevigiano, ma abbraccia anche Venezia questa notizia, perché è stata fatta un po' dappertutto, è stata trovata qualche situazione che riguarda anche Mestre Venezia. E disoccupazione ai minimi storici in Veneto, Zaia dice non ci accontentiamo. Per quanto riguarda anche le prime pagine del 3 maggio, qui dalle nostre Notizie Plus è tutto. L'appuntamento è per domani.